Continua allora l'attività di Federsanità con l'importante lavoro tra il direttivo e quindi i sindaci e i direttori generali. Federsanità che sta lavorando fianco a fianco alla Regione per il nuovo piano sociosanitario, sta collaborando sul territorio e chiederà nel proseguio, nei prossimi mesi, un'attività capillare sul territorio con i colleghi sindaci per dar mandato appunto alla Regione, dare quelle giuste osservazioni e quel collante per cui Federsanità lavora e collabora con la Regione in senso stretto. Quindi i prossimi mesi saranno quelli in cui l'assessore Coletto affronterà i sindaci, porrà le questioni di razionalizzazione e di nuovo equilibrio sanitario nel nostro territorio e avremo quindi l'importante raffronto con i nostri colleghi sindaci e con i direttori generali. Un lavoro che sta continuando e quindi che ci vedrà attivi nei prossimi mesi come Federsanità e che oggi ha voluto nel direttivo odierno anche commemorare e ricordare la grande figura del dottor Fortunato Rao, e a lui il direttivo all'unanimità ha dato la possibilità e disposizioni di poter intitolare una sala nella nuova sede dell'Anci Veneto e di Federsanità stessa e un premio importante, un riconoscimento che verrà dato in un prossimo convegno, quindi l'importanza di questa figura per quanto riguarda la sanità veneta e in particolare per il grande apporto che ha portato in Federsanità in questi anni. Quindi un grazie particolare va a lui e saranno i familiari stessi a ricevere appunto la nostra gratitudine appunto verso questa figura professionale di rilievo per il Veneto.